Rilanciare l'avvertenza entrate con lo Stato non solo per quanto riguarda la vicenda entrate dopo le denunce fatte da esponenti della maggioranza. L'appello arriva questa volta da Roma, dove il deputato del Centro Democratico Roberto Cappelli e il senatore Luciano Uras di Sel hanno convocato una conferenza stampa congiunta. Sinora il governo ha disatteso tutti gli impegni assunti in sede parlamentare nei confronti della Sardegna, hanno sottolineato i parlamentari sardi. Ora il premier Gentiloni riconosca che quella sarda è una questione nazionale e prima che finisca la legislatura istituisca un unico tavolo politico con la partecipazione delle istituzioni nazionali, locali, le forze sociali, culturali per affrontare concretamente l'emergenza sarda. Cappelli e Uras hanno sottolineato come le 8 mozioni approvate all'unanimità dal Parlamento dal 2015, con l'adesione anche dell'esecutivo, siano state disattese. Nel frattempo la situazione dell'isola, rilevano i parlamentari sardi, è peggiorata. Cresce la disoccupazione, la dispersione scolastica ha raggiunto livelli record, mentre gli stanziamenti pubblici per le infrastrutture vedono la Sardegna all'ultimo posto a livello nazionale. Chiediamo che il governo intervenga con urgenza, hanno sottolineato Cappelli e Uras. Intanto la questione dell'avvertenza entrate sta creando fibrillazione nella maggioranza di centrosinistra, con l'assessore al bilancio Raffaele Paci che afferma che i soldi ci sono e che stanno arrivando con regolarità, mentre i presidenti delle commissioni bilancio Franco Sabattini e autonomia Francesco Agus parlano di buco da 1 miliardo di euro. Che qualcosa non funziona nel rapporto con lo Stato comunque è testimoniato dalla decisione della Giunta di impugnare la legge di stabilità per quanto riguarda gli accantonamenti. Che qualcosa non funziona nel rapporto con lo Stato comunque è testimoniato dalla decisione della Giunta regionale di impugnare la legge di stabilità nazionale sotto il profilo degli accantonamenti. L'opposizione intanto va all'attacco del centro-sinistra, reo di aver a suo dire rinunciato ai ricorsi alla Corte Costituzionale in cambio di promesse non mantenute da parte del governo.